Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 14 del campionato di Serie C1 Girone A, che vede scendere in campo padroni di casa del Palermo Futsal Club e la Vigor San Cataldo. Una sfida inedita per queste due formazioni, non si sono mai affrontate all'interno del mondo del futsal. Oggi invece avremo questa primissima sfida, vedremo come andrà, sarà sicuramente storica perché è la prima volta. Nel frattempo entra il trio arbitrale, entrano anche i due capitani. Da un lato vediamo infatti l'intramontabile Vito La Fiura, maglia numero 9, la classica per lui. Dall'altro lato invece Andrea Alessi, numero 3, giocatore veramente molto molto forte, sta facendo benissimo quest'anno, però non è soltanto quest'anno che sta facendo bene, dobbiamo anche essere sinceri, già diverse stagioni qui in C1 tra Girone A e Girone B precedentemente che lui è sempre tra i migliori e oggi sicuramente si confermerà tra i tali. Nel frattempo il trio arbitrale sono il signor Massimo Falzone della sezione di Acireale, il signor Cristian Curulli di Palermo, il signor Silvio Domenico Pizzo di Palermo invece a fare il crono. Questo è il trio arbitrale. Nel frattempo arriva anche Gabriele Cirafici che sta portando la sua meravigliosa borsa medica. Ci auguriamo chiaramente che non ce ne sia di bisogno, sia da un lato chiaramente che dall'altro. Nel frattempo batti 5 dei giocatori casalero verso Iamaranto che oggi sicuramente hanno una chance molto molto importante. I punti sono ben 18, ottavo posto in classifica, oltre invece il Palermo Futsal Club 12° posto, 12 punti, 11° posto. Insomma, c'è un dato che però è molto molto simile, è quello dei gol fatti, perché il Palermo ha fatto 43 gol, la Vigor ne ha fatti 45, soltanto 2 di differenza, però la differenza è tanta nei gol subiti, perché la Vigor ne ha subiti 42, il Palermo 57, insomma una differenza che è abbastanza importante. Nel frattempo i vittoriani stanno controllando le reti da un lato e dall'altro. Noi ipotizziamo il quintetto di Mister Gentile, proviamo a fare questo gioco. San Martino c'è come portiere, Chinnici come centrale, poi ipotizziamo sinistra-destra di Chiara su John e lì davanti la Fiora. Questo è un po' il nostro quintetto che ipotizziamo, vediamo se effettivamente lo indovineremo o meno. Dall'altro lato sicuramente dovrebbe partire Alessi come centrale, poi ci immaginiamo Niccoli, Toscano e Treporta. Treporta abbiamo un po' il dubbio in realtà, perché abbiamo visto riscaldarsi molto molto bene Mauro Alessi, però sembra che titolare debba essere, come poi ci aspettavamo, Edgar Polizzi. Allora, dalla tuta invece vediamo Di Chiara, La Fiura, Nicchia, Corsino e San Martino, quindi abbiamo indovinate in realtà 3 su 5. Sicuramente non un punteggio brutto, però potevamo fare di meglio. Intanto vediamo l'altro, quindi Polizzi tra i pali con la 17 Toscano, questo l'abbiamo indovinato, con la maglia numero 3 Alessi, una pressione sembra anche molto alta da parte della Vigor, poi Niccoli sulla fascia sinistra e lì davanti agisce Gabriele Carrubba, quindi insomma sarà questo il quintetto della Vigor. Tanto la voce anche del vicepresidente Manfredi Pazzaia molto molto carico per cercare di caricare i suoi ragazzi. Soltanto il fischio da parte del signor Falzone che sta dicendo alle due panchine di stare seduti. Non è facile all'interno di un match, è vero, però bisogna cercare di rispettare questa regola, chiaramente correttissima. In aria, Vito. E poi arriva anche il fischio e inizia la partita, inizia Palermo Futsal Club Vigor San Cataldo con il duetto subito di Corsino e Nicchia. Attacca la porta, Nicchia mette dentro per La Fiora! Lo fa subito! Capitan La Fiora! Ma è perfetta! L'uscita dalla pressione da parte di Nicchia e di Corsino ed è subito 1-0! Nemmeno il tempo di cominciare ed il Palermo è subito in vantaggio 1-0. La giocata è di Nicchia che è sempre molto brava a servire i compagni e poi la Fiora fa un gol, mi ricordava tanto quello contro Dorotoro San Vincenzo. La posizione era praticamente la stessa, forse questo era un po' più difficile, però poi lo chiederemo alla Fiora. Comunque bello qui nel suo anticipo, Carrubba mette dentro e poi San Martino ancora arriva a calciare
e il pareggio è immediato con Toscano che prima sbaglia ma poi non perdona ed è 1-1 subito. E la partita si è subito accesa, 2 gol, non sappiamo quanto sia passato, ma credo nemmeno un minuto. Purtroppo, come diciamo spesso, da questo punto non abbiamo la visione del crono, però insomma. Corsino con Nicchia escono ancora dalla pressione, molto bene Alessi, molto duro ma sul pallone. Toscano, calcio ancora da fuori e San Martino, ma questa è una partita veramente incredibile, ne sono passati nemmeno un minuto e già abbiamo visto 2 gol e anche una gran parata di San Martino. Sarà quindi corner, uno schema, Alessi scambia nuovamente, poi Toscano anche un po' sfortunato, forse commette fallo, si vede un po' col braccio, non per il dito di calcio. Niccoli va sul mancino, secondo palo, Nicchia non chiude e poi il 2-1 firmato da Carrubba. E la Fiora batte subito, indietro da Corsino, dichiara. È una gara che ci aspettiamo essere così, con tanti gol, probabilmente. Vedremo. Nicchia. Corsino. Tocco da Nicchia. Poi il dribbling tentato su Carrubba, che ha fatto già un gol. Con il 2-1. Dichiara. Voleva servire nuovamente capitano, la Fiora non funziona però. Toscano punta di Chiara, sovrapposizione di Carrubba che non riesce a calciare. Nicchia lo stava chiudendo ma è un po' in difficoltà. Nicchia è un giocatore molto molto forte in attacco e si è visto con il gol. In difesa però ancora deve crescere tanto Alessandro Nicchia, perché sul secondo gol è lui che comunque se lo perde. Di Chiara. Corsino. Giro palla, insiste il Palermo, dichiara per Nicchia. C'è sulla posizione di Corsino. Nicchia ancora, punta, poi si ferma e va da Corsino. Dichiara. Palla imbucata, Nicchia appoggia la Fiorenza e calcia, cerca la porta, difende sul polpaccio di Alessi. Nicchia, la Fiora. Il Palermo l'aveva sbloccata e poi subito ha preso 2 gol, sicuramente un qualcosa di negativo però. La Fiora, c'è il taglio di Dichiara, lo serve adesso, è bella la palla, poi si appoggia, Nicchia, Corsino. Casomai dai il blocco, bravo. Dichiara. La Fiora, insiste il Palermo con questo giro palla lungo. Corsino, Nicchia e poi nuovamente Corsino. Sempre Nicchia, che deve puntare di più secondo me. Un giocatore che ha nella gamba quel dribbling fulmineo. La Fiora. Corsino, San Cataldo molto molto chiusa. Nicchia va sul destro, vuole calciare, Polizzi blocca senza problemi. E adesso Niccoli, autore del secondo assist, una bella palla sul secondo palo dove ha soltanto spedita in porta Carrubba. San Martino non ha fatto nulla lì, non poteva fare veramente granché. La Fiora lotta e poi forse subisce fallo, no, si continua, tutto regolare. Toscano va sul destro e qui qualche dubbio effettivamente c'è, perché signor Falzoni dice se proprio devo fischiare lo do a loro, nel senso, quindi a dire forse era più fallo di La Fiora piuttosto che di Alessi. I due si sono sicuramente abbracciati, però forse è scelta giusta quella di non fischiare né da un lato né dall'altro, fare giocare un po' anche per non spezzettare il gioco. Una gara sicuramente sarà molto fisica e molto bella, già questo lo possiamo dire con totale sicurezza. La Fiora, Corsino 1-2, La Fiora è sul mancino, non ci arriva. Faglielo sganciare e sali. Già lo avvicinato un po'. E poi Polizzi. Ale davanti a te, Vito, segui sinistra. Palla lunga, La Fiora insegue, poi arriva Alessi, Corsino
non la tocca, con Alessi molto arrabbiato. Voleva un fallo, credo, di La Fiura, cioè sicuramente non credo, che era, comunque La Fiura è il suo marcatore. Corsino, Alessi lo anticipa nettamente, poi dichiara sulla Fiura, lo prende in controtempo, palla direttamente alle parti di Polizzi. Nel frattempo si riscalda su John, che potrebbe essere il primo ad entrare, vediamo al posto di chi. Ale, occhio sinistra che parte! Ce l'hai, Ale, occhio! Niccoli, Corsino in anticipo su Carruba, fa valere il fisico, ma va giù, fallo. E poi Corsino sicuramente si alza con un po' di rabbia per il fallo subito. Però Carruba ha chiesto subito scusa comunque, dobbiamo dirlo. Nicchia, dichiara. Vitto, La Fiura sul destro, c'è la sola posizione di Corsino vicino a lui, ma per invece servire invece dichiara che anche lui sull'auto di sinistra. Nicchia, la Vigor è molto molto chiusa, non ne concede veramente nessuno spazio, e chissà che l'ingresso di Sujon non possa servire proprio a questo, anche per aprire un po' le marcature. Intanto Nicchia viene fermato, poi passaggio un po' rischioso, Nicchia infatti riconquista, dichiara di prima, La Fiura va sul mancino, si ferma, Alessi è veramente molto molto aggressivo nella sua pressione. Gira però lo tiene lontano, dichiara La Fiura, va giù, dei calci di punizione. Un bel gesto dei due capitani che si abbracciano un attimo, perché Alessi, consapevole del fallo sulla Fiura, ha subito abbracciato il suo avversario. Sicuramente un bel gesto. Nel frattempo Sujon sta continuando il suo riscaldamento, vedremo al posto di chi. Potremmo ipotizzare al posto di Nicchia, che al di là dell'assist è perso un po' in difficoltà in difesa. Sujon sicuramente ha delle qualità difensive maggiori, poi magari non ha la stessa velocità e rapidità di esecuzione come Nicchia, però in fase difensiva sicuramente può dare maggiore mano, e quindi anche continuare con questo possesso palla insistito che il Palermo sta provando a fare, ma la Vigor sembra non volersi veramente scardinare in nessun istante. Poi in panchina c'è sempre Gennaro, che sicuramente è uno dei giocatori da tenere maggiormente d'occhio. Anche in settimana ha parlato ai microfoni della società, dicendo come questa partita sia veramente tanto 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 importante. Ormai come tutte sono delle finali, perché quando si è in quella parte della classifica ogni partita diventa fondamentale per poter conquistare punti, soprattutto quando si è dentro casa. Va di Chiara, è uno schema, va La Fiura, Corsino la controlla e Polizzi va direttamente col quadricipite a pararla. Nicchia, La Fiura, Corsino, Di Chiara, cerca lo scambio con Nicchia, 1-2, poi il tocco è provvidenziale da parte di Alessi, che fa sbattere il pallone addosso a Di Chiara, che se l'avesse controllata sicuramente avrebbe potuto fare qualcosa di tanto tanto interessante, ma Alessi è bravissimo qui. E poi sarà calcio d'angolo, perché il problema nel frattempo, che noi stiamo commentando anche la bravura di Alessi, ha continuato a giocare e lì ha conquistato anche un calcio d'angolo con Di Chiara tutta dietro per La Fiura. Alessi ancora a sporcare prima che potesse arrivare dalle parti di Polizzi. Nicchia, punta Alessi, capisce che non è una buona idea, dunque si appoggia da Di Chiara. Nicchia, La Fiura per Corsino, palla troppo profonda, non era giusta però. E poi Mister Gentile chiama un cambio fuori Di Chiara dentro con Sujon, sì. Ci aspettavamo per Nicchia e invece esce Di Chiara. E poi si alza anche dalla panchina Gennaro. Polizzi sbaglia il tocco verso è entrato Mattia Agnello, che dovrebbe essere al posto di Niccoli, no, perché Niccoli è in campo, è uscito Carruba. Sì, è uscito Carruba. Ed è Agnello infatti a fare il pivot, mentre invece Sujon al posto di Di Chiara. Sujon punta la difesa, poi Nicchia, passaggio non perfetto, Corsino, Sujon con Agnello, con Niccoli che va chiamato, la pressione è alta e poi la Vigor sbaglia il tocco, ma c'era un fallo precedente.
Vito, vieni e fallo, vieni. Calcio di punizione, sì. Nicchia non aveva capito, stava battendo la rimessa laterale. E va Alessi, Niccoli, Agnello, Niccoli ancora, c'è il taglio di Alessi, segue adesso il pallone con Nicchia che lo sporca. Grazie, salta qua davanti, grazie, prego puoi giocare. 1, 2. Toscano, autotecco del pareggio, Corsino fa valere il fisico, rischia tantissimo qui, forse avrebbe dovuto servire Nicchia. La Fiura perde il pallone, Toscano, secondo palo per Niccoli che spara in alto, in altissimo. Poi Gennaro al posto di La Fiura e vediamo come si comporterà il 16 che è mancato nelle due partite e come si è mancato, forse nella prima delle due con il San Vincenzo per me ha fatto una gran partita e ha vinto 8-4, quindi forse la sua mancanza è stata poco, perché comunque sono stati 8 gol. Però nella seconda, ovvero con gli Yeti Niners, ovvero l'ultima, lì l'assenza si è veramente sentita tanto di Gennaro, perché è stato un Palermo con pochissime azioni. Corsino cerca l'imbucata da Nicchia, proprio Corsino è l'autore del gol del momentano 2-1. Toscano, San Martino vola come sempre e Toscano sta giocando una partita superlativa al momento, un gol, tante belle giocate e qualche gol sfiorato. Gennaro, chiudi in mezzo, Gennaro, fallo uscire. E sarà quindi rimessa laterale con Niccoli, uno schema ancora per Toscano che calcia, forse troppo solo. Questo duello con Nicchia lo sta vincendo lui al momento. Nel frattempo si riscalda anche Lorenzo Chinnici che potrebbe essere uno dei prossimi ad entrare, ce l'aspettavamo forse dal primo, invece stranamente, un po' come la scorsa partita, parte fuori. Corsino, Gennaro difende il pallone con Alessi, Gennaro su John. Palla ancora su Gennaro, anticipo di Agnello che poi salta su John, palla rimane lì, Niccoli, pressione molto alta, Toscano, sbaglia il tocco. Questo è il quintetto, è su John, Corsino, Nicchia, Gennaro e San Martino. Corsino, su John. La scambia con Nicchia, poi crea lo spazio, Gennaro! Punta da dimenticare però. Brutto tiro. Tanto fuori Nicchia, dentro vediamo chi? Di Chiara credo. Anzi no, Chinnici. Agnello col tacco, lasciano il pallone. E poi l'ultimo tocco. Era già uscita. E Rosanero, dunque, palla Vigor. Con Corsino fa il centrale, Chinnici a destra, Suggiano a sinistra, Gennaro lì davanti. Questo è il nuovo quintetto del Palermo. Alessi, Niccoli. Seguilo, Lore. Segui Genna. Nel tempo è entrato Macaluso con la 18. Posto credo di Toscano perché non lo vediamo più. Sì. Agnello sempre invece il pivot. Niccoli l'altro laterale. Niccoli e Alessi, insomma, è un po' difficile vederli fuori. Su Gian. Lascia Chinnici. Si ferma. Su Gian. Va sul mancino. Era molto complicato da lì trovare la porta. Su Gian ci ha provato. E poi c'è un altro cambio con fuori proprio Niccoli. Diciamo, fuori, lo fa adesso dentro Alessi. Fuggi oggi a sinistra. Seguilo, Lore. Agnello si autolancia. Ne è entrato Alessi verso Macaluso. San Martino capisce tutto in anticipo però. Gennaro poi in difficoltà nel controllo, c'è Chinnici che lo aiuta e poi cambia gioco su John. L'inserimento di Gennaro lo serve adesso, la controlla, Gennaro vuole girarsi, lo fa adesso, lo fa anche molto bene, poi si ferma e la palla va anche fuori. Ha fatto una bella giocata qui, forse poi ha sbagliato la cosa più semplice Gennaro, ovvero tenere la palla in campo. Alessi per l'altro Alessi.
C'è il taglio, lo serve adesso, infatti la controlla Macaluso, tocco verso Agnello, si prende il campo, ma dall'altra parte c'è tutto solo Alessi che si stava inserendo. Sujon chiede il cambio, no, soltanto un goccio d'acqua. Gianlu, poi vieni! Chinnici punta la difesa, Chinnici, c'è Sujon, lascia il pallone col tacco. Dopo 3 gol praticamente in 1 minuto e mezzo, poi la partita si è bloccata. Anche con le azioni, dobbiamo dire. C'è tanto giro palla, ma pochi tiri in porta. Sujon va sul mancino, Polizzi se la ritrova lì, la braccia il pallone. Poi il dribbling fulmine da parte di Alessi su Sujon che cerca la porta addirittura, poi ancora Alessi, Chinnici lo fronteggia e gli dà fastidio perché non gli permette di calciare. Alessi dalle parti di Macaluso non lo vuole freggere Corsino. Agnello va sul mancino, poi lascia lì il pallone di ritorno ancora Agnello, gioca bene la Vigor con Chinnici che non vuole fare fallo, si vuole girare ancora, Agnello mette dentro Corsino e poi c'è fallo. Dai. E poi fuori Corsino, dentro di Chiara con Chinnici che va a giocare come centrale. Dunque adesso c'è il quintetto formato da Sujon, Di Chiara, Chinnici, Gennaro e sempre San Martino chiaramente, nonché l'under in campo del Palermo. Sujon, poi Chinnici, pressione molto alta da parte della Vigor. Sujon è veloce, lo sa, e si prende il campo centralmente. Di Chiara si gira anche lui rapido verso Gennaro, bella palla Gennaro, sta di portiere Gennaro ancora, Gennaro non riesce a centrare la porta, aveva saltato Polizzi, ha sbagliato all'ultimo, ma ha fatto una gran bella giocata. Chinnici, Sujon, però il gioco era momentaneamente fermo perché Agnello si stava allacciando la scarpa. Sujon Scivola! e poi l'ultimo tocco è di Macaluso, anzi no, è diventato tacito nel frattempo proprio per Macaluso. Chinnici direttamente tra le braccia di Polizzi che poi avanza, Polizzi si prende il campo, Polizzi può calciare, decisamente da dimenticare la sua conclusione, infatti no, non è tacito, è proprio Macaluso, quindi il cambio non c'è stato, ci è sembrato di aver letto la 19 ma in realtà è il 18, quindi non c'eravamo persi il cambio. Intanto sbaglia Chinnici, si autolancia ancora la Vigor, questo tentativo di Alessi, il primo però rischia qui. Sujon, Chinnici, poi il tocco del time out chiamato dal direttore di gara su richiesta, chiaramente palla dovrebbe essere quella della Vigor. È un Palermo che ha iniziato benissimo dal punto di vista dei gol. Poi però subito gol subiti, veramente a freddissimo quei gol presi, perché sull'avvantaggio firmato la Fiura, poi l'azione successiva, subito il pareggio e poi quella successiva ancora l'alta rete, insomma non un bene da questo punto di vista, perché la Vigor ha fatto capire che quando vuole segnare lo può fare benissimo in qualsiasi momento. Negativo invece per il Palermo, che ripeto non sta giocando una brutta partita, però sembra un po' sottotono rispetto sicuramente alle ultime 2 dentro casa giocate contro Siragas, ma soprattutto contro San Vincenzo, che ha fatto forse una delle partite più belle della stagione, nonostante come sempre le tantissime assenze.
quindi rimessa laterale. So di che il pallone perché Dovrebbe essere 30. Poi facciamo di questo 40. Chi sono i falli, Gabri? 3 loro, 1 noi. rimessa Vigor, sì, infatti rimessa Vigor. Non avevamo visto male allora. Con Niccoli che è rientrato in campo. Così come Alessi. Polizzi. Pressione alta di Di Chiara. Poi una botta di terzo di gara. Anche in maniera molto ironica, il direttore di gara ha risposto alla pallonata presa. Alessi allontana ancora il pallone, quasi finiva dalle nostre parti, poi la Fiera lo controlla ma era chiaramente fuori dal campo. Qui sarà rimessa tra il Palermo con Sujon a battere. Io chi si avvicina a lui perché al momento è solo. Arriva Chinnici che calcia in pieno la bottiglietta. E poi signor Curuli dice a Polizzi di effettivamente levare la bottiglietta. Scelta giusta. Può essere un fastidio. Alessi, Niccoli, pressione alta di Chiara. Viene chiuso dal Palermo che adesso è veramente altissima impressione. Infatti perde il pallone di Chiara. Gennaro. C'è il taglio di Chiara. Lui preferisce andare da Chinnici. Sinistro, va lì, ma sbaglia il dribbling, viene fermato, poi in mezzo a due non passa, contropiede ancora della Vigor, la palla viene tenuta in campo, Alessi cerca la porta, San Martino, poi Chinnici, riprende il pallone dopo il tocco di Chiara, lo rischia anche un po' perché era in mezzo a 3 maglie Amaranto. Gennaro rallenta l'azione, Gennaro va sul sinistro, Gennaro si ferma, vuole saltare tutti, brutto fallo, e qui almeno il giallo è sicuro. Bruttissimo fallo di Alessi però. È stato veramente molto molto duro e credo sia stato anche al limite della di rigore, quindi non è calcio di rigore, ma è stato veramente un fallo bruttissimo da parte di Alessi, veramente fallo molto molto duro in scivolata, era al limite della di rigore credo. Vieni, fuggi, venite. Sì, è proprio al limite della di rigore, dunque qualche centimetro. Frattempo time out chiamato da Mister Gentile, qui che effettivamente non ci eravamo accorti di questa situazione, quindi viene chiamato un time out dal tecnico Rosanello che sicuramente vorrà un attimino spiegare e forse dare indicazione di quello che vuole da questo tiro, da questo calcio di punizione, perché è praticamente un calcio di rigore ma con la barriera. Ora, vediamo come effettivamente lo calcerà il Palermo. È sicuramente una chance molto ghiotta. Gennaro ha fatto un'azione strepitosa perché in dribbling con la suola lì è veramente difficile fermarlo, e poi un bruttissimo fallo da parte di Alessi che lo ha falciato veramente in maniera molto molto rischiosa, anche da farsi tanto tanto male. Sicuramente voleva prendere il pallone, su questo dubbi non ce ne sono. È chiaro che lì si può fare anche abbastanza male. Nel frattempo vediamo chi batterà il calcio di punizione perché la Fiera non è in campo, quindi sì, è calcio d'angolo, mettila al centro. Polizzi allontana un po' il pallone, ma sembrava un po' più centrale effettivamente. Sembrava un po' più centrale sicuramente il calcio di punizione, però Falzone indica lì di battere, quindi non è più tanto un calcio di rigore adesso per il Palermo. Avvicinati, Lore. Sujon per la Vigor 4 falli nel frattempo utilizzati, non sappiamo quanto manchi, però ringraziamo, sono 7 minuti che mancano, è arrivata la notizia, quindi c'è tutto il tempo in realtà. Va Sujon, se calcia, è uno schema per Chinnici, calcia veramente in maniera rivedibile, dichiara col tacco e poi Polizzi se la ritrova lì ancora una volta, poi scappa sulla velocità Tacito che questa volta è entrato e poi il gioco è fermo un attimino, ok, frattempo fuori Chinnici, dentro Corsino credo, sì.
negativa al momento per Chinnice, che è sempre tra i migliori in campo. Oggi un po' sta faticando, forse anche il partire da fuori non è un qualcosa che possibilmente lo fa entrare bene in partita, però è un giocatore che forse ha bisogno di giocare un po' di più per poi far vedere tutta la sua enorme classe, che è un giocatore veramente fortissimo, però oggi un po' in difficoltà. Tempo, c'è qualche problema col cronometro? Credo ci sia il problema di batterie per il cronometro. Questo è quello che sembra essere attualmente. Adesso Io lo sai. Allora, no, ragazzi, allora, se chiediamo con gentilezza, il collega mi risponde con gentilezza, ok? Se glielo potete chiedere il tempo, ok? vediamo perché si sta cercando una soluzione. Parte da 20. Ah no, per il secondo tempo va bene, per il secondo tempo va bene. Il signor Falzone sta Dai, facciamo così. Abbiamo le dando indicazioni, mancano 7 minuti e qualcosina, perché sono presi 7:30 quelli che mancano, detti anche dal direttore di gara. lì. E infatti adesso credo si sia risolto con l'orologio, insomma, un po' alla vecchia maniera. Intanto si ritorna in campo con Niccoli, che ha cercato un passaggio sul compagno. Gabriele. Pronto a seguire, Gennaro, pronto a seguire. Mazzaglia. Gennaro, e qui Come fai a non fischiare? dubbi con Scalzo molto bravo a dare in spaccata. Polizia Andri di destra tuo. lascia lì a Scalzo, poi di prima Niccoli su Alessi, con Corsino che sta facendo una gran partita oggi. Su Jean, Corsino su Jean, Gennaro spalla alla porta, vuole crearsi un'occasione. Gennaro, fisico sempre molto utile da parte di Gennaro, che trova però soltanto un corner. Vedi che c'è la 1. Nel frattempo Nicchia si è levato la casacca, quasi. Su Jean per Gennaro, che non riesce ad impattare come avrebbe voluto, e poi Niccoli allontana. Gennaro tira solo. Su Jean, schema per Corsino che impatta, non malissimo, però lontana la palla. E poi Nicchia per Gennaro, anzi no, Gennaro per la Fiura. E Nicchia credo che entrerà forse per Sujan, perché Dichiara è entrato dopo. No, stando ai minutaggi. Dichiara per Corsino. Sempre Dichiara, tocco centrale. Gennaro va giù con Scalzo. E poi un contropiede della Vigor con la conclusione, troppo sul primo. Da parte di Alessi, che qui secondo me avrebbe dovuto servire il compagno. Sujan è entrato nuovamente in campo Nicchia nel frattempo, che va subito in duello con Scalzo. Nicchia, finta e controfinta, apre il campo da Corsino, che prende il palo. Aveva aperto bene il campo Nicchia, Corsino va calciato anche con intensità. E intanto fuori Alessi, dentro Toscano, quello che è stato secondo me il più pericoloso dei suoi al momento. Intanto bisogna capire chi è il centrale tra Scalzo e Tacito, perché prima era Tacito, poi è stato Scalzo, poi di nuovo Tacito, poi di nuovo Scalzo. Quindi insomma, bisogna capire. Intanto c'è giallo per Gennaro. Lo sa che cosa? Chiedetelo che lo sa. Non mi ha pescato, stop, basta. Giallo per Gennaro, però non abbiamo capito perché. Io che non lo so ancora, se Maurizio cosa ha fatto, io ce lo dico. Per fallo imprudente, questa è stata dietro di gara, però non abbiamo visto. Non può essere. Lo pigli subito. Dai, vedi. Diciamo che da quando è fatto da noi abbiamo giocato un minuto e 40 minuti. Esatto, lui pure quello, sì, giusto.
Dunque mancano 5 circa. 35 ogni volta lo stesso. Adesso è scalzo il centrale. Lotta a seguire, Vito! Poi c'è della pressione, in mezzo a due c'è Nicchia che poi anticipa anche Capitan La Fiura, che nel frattempo è subentrato per Giordano appena ammonito. Nicchia, tacco, la porta direttamente in rimessa laterale. E poi infatti Mister Gentile è d'accordo con Nicchia, dice meglio buttarli in rimessa laterale, insomma, che perdere un pallone sanguinoso lì. Occhio là, Ale, occhio all'angolo. Scalzo, Niccoli, punta di Chiara, destro-sinistro, vediamo dove va sul mancino, ancora Di Chiara sporca, Nicchia, palla che rimane lì, che è scivolata, provvidenziale, un po' sembrava il gol del secondo della Vigor, con Niccoli che come sempre sceglie di andare sull'esterno e di mettere questa palla molto bella dentro, poi Nicchia ancora in anticipo e Corsino mette una pezza rischiando tanto infatti, e poi San Martino blocca, insomma Palermo rischia tanto per qui. Poi Di Chiara, quindi il pallone, la tira non arriva ed adesso un contropiede ancora Niccoli, va sempre sul mancino San Martino, dopo la prima deviazione di Corsino se la ritrova lì, fa una gran parata adesso. È una Vigor che ha avuto sicuramente meno il pallino del gioco ma più occasioni per segnare del Palermo. Scalzo, poi sbaglia malamente la misura del passaggio. Adesso è lui in marcatura sulla Fiora, insomma, uno scontro un po' generazionale perché la differenza di età è importante. Di Chiara con la Fiora si mette davanti, si trattengono in poi due ma non riesce a portarla dietro. Corsino, Di Chiara, anzi Nicchia, sceglie il centro del campo, viene un po' tallonato da Tacito. Di Chiara, la Fiora, sceglie ancora di andare verso il compagno e poi palla direttamente in out, dunque rimessa laterale con il Corsino. Nicchia, Corsino, sbaglia ancora l'aggancio, il secondo consecutivo, ma riesce a mettere anche una pezza gigantissima qui Corsino, che ha provveduto a recuperare. Intanto la Fiura commette fallo. Il fallo di la Fiura su Scalzo. C'è a destra Gianlu, Anni davanti a te, Vito sulla palla. Ale, occhio che calcia a sinistra. Ce l'hai. Tacito. La Fiora nettamente in anticipo. San Martino. La Fiura di prima sbaglia però l'apertura. Saliamo. E poi chiede Mister Gentile di salire, un po' una giocata quasi da rugby, quando si mette la palla lontana, lunga, per poi andare a attaccare sulle seconde palle. In campo toscano. Lotta a seguire, Vito. Ale, ce l'hai a destra. Sei Di Chiara sempre molto feroce, la recupera. Di Chiara salta Carrubba, poi serve la Fiora, Polizzi. Poi ancora Di Chiara mette giù questa palla un po' complicata, la controlla, sempre Di Chiara, va sul fondo, tacco a liberare Nicchia, c'è Corsino. Vedevo Mister Gentile si lamentava perché voleva un calcio di punizione, effettivamente quantomeno da accumulare sarebbe stato, ma Di Chiara non ha nemmeno accennato di andare giù, quindi se probabilmente fosse andato giù ci sarebbe stato quantomeno il fallo cumulativo. Va la Fiora di reazione, calcio d'angolo. Vito, da lontano no, Vito. Da lontano, il portiere schierato no. Ed è calcio d'angolo con Di Chiara, sta durando tantissimo questo primo tempo. Schema per la Fiora, Polizzi, un po' in controtempo ma la prende, poi si allunga Toscano e poi la Fiora verso San Martino. Di Chiara deve attaccare adesso il Palermo, palla in verticale per Nicchia, Polizzi. Adesso stanno diventando tante le occasioni del Palermo, palla dall'altra parte per Toscano che cerca una giocata un po' alla Van Basten, molto complicata, però da lì fa bene a calciare. Corsino, il Palermo deve continuare ad attaccare, mancano 3 minuti. C'è ancora veramente tanto tempo, 180 secondi. Di Chiara, dopo lo scambio con la Fiora, che adesso si butta di testa sul secondo palo. Di Chiara, Corsino, la Fiora, adesso vuole cercare un compagno, trova Di Chiara, finta da parte del 33, con Tacito che si alza un po' i pantaloncini, quasi a sfidare il suo avversario. Nicchia, palla che passa, Di Chiara.
E poi bravissimo qui Tacito. Come se fosse angolo! Dichiara, Corsino può calciare, Polizzi! E ha presa pure questa. E poi sarà quindi calcio d'angolo con Dichiara pronto a battere. C'è la Fiora che è un po' più distante, Nicchia invece all'interno e Corsino un po' più esterno. Vediamo se arriverà a Corsino, infatti è così. Corsino apre verso la Fiora che non riesce a calciare, poi cerca di lottare anche con gli unghie e con i denti. Toscano sul destro, Toscano! E la palla termina fuori veramente di pochissimo. E poi nel frattempo il fallo del Palermo, ma non abbiamo visto ancora dove. Poi Agnello per Carruba. La piscina, sì, la piscina. Ci sono molti falli a palla lontana, noi non riusciamo a notarli tutti. Sì, no, però entrambe le panchine stiamo più in qua, grazie. Fate queste cortesie, stiamo più in qua, grazie. Però stiamo chiedendo. Posso chiedere Ancora? Ho giurato che parliamo, ma che sto alla gioco, cioè prima ne manco io usato. Corsino, Lo dice a me un po'. Nicchia, Corsino per la Fiura che lotta in mezzo a due, il capitano del Palermo. Corsino non se la sente di scaricarla col destro, infatti la mette sul mancino. Dichiara, palla che non passa, poi Nicchia va giù, Tacito, ma non c'è nulla chiaramente. Poi Corsino col destro allunga. Palermo si stava un po' lamentando che la Viva forse un po' accentuasse in maniera un po' eccessiva qualche contrasto, però insomma ci siamo ancora accorti in realtà di tali insinuazioni. Prima il centro. Vagnello, c'è un taglio con Corsino che mette il piedone, poi Toscano, sempre pericolosissimo Toscano in mezzo a due con Nicchia che fa valere il fisico. Questa volta in fase difensiva è perfetto Nicchia. San Martino, Corsino e poi c'è il largo di Chiara. Vedi il pallone adesso. Di prima sbaglia il tocco, c'è la Fiora che sta per ricevere. Agnello la tiene il 7. Scalzo, sbaglia il tocco, Dichiara intercetta, si autolancia, ma Tacito fa un gran lavoro, poi allunga il campo. Per chi sembrava che Scalzo potesse arrivarci, poi si è fermato il 20. Nicchia. Questa è trattenuta però. C'è un po' di trattenuta qui. La Fiura, Nicchia. Dai, lo stesso metodo di giudizio però. La Fiura. Corsino. E adesso Dichiara. Cerca un'imbucata, ma molto molto complicata. Corsino. Poi il signor Curulli sta praticamente guardando solamente la Fiura e Scalzo. Dichiara. Nicchia. C'è sempre veramente una Vigor chiusissima dietro. La Fiura per Dichiara, non ci sono spazi. Provano due con Nicchia. Nicchia per Corsino. La Fiura, Dichiara. Mancano 20 secondi. Nicchia deve provare il Palermo un'azione. Corsino si spara con il mancino. Polizzi la tocca. Era però fuori questa palla. Polizzi non ha voluto rischiare, però siamo anche d'accordo con lui effettivamente. È un primo tempo veramente durato tantissimo. Mancano 12 secondi nel frattempo. Dichiara per la Fiura, gamba forse un po' tesa. Agnello si autolancia, la Fiora chiude col tacco. Nicchia, 5 secondi, Nicchia ancora, apertura, Dichiara, mette dentro Nicchia! Non la vede nemmeno, la tocca e basta, palla che va fuori, nemmeno un pissimo di fortuna per il Palermo però. Anzi no, perché Nicchia non la tocca per ultimo, è stato anticipato, quindi ecco perché. Ma credo veramente manchi forse qualche secondo, adesso cerchiamo di capire.
forse 7 secondi mancano, quindi dovrebbe esserci la possibilità forse di calciare, vediamo. No, non c'è la possibilità di calciare e dunque finisce il primo tempo 1-2 risultato, gran bella partita tra Vigor e Palermo Futsal Club. Noi vi salutiamo, ma come diciamo sempre per qualche istante, perché solo qui in esclusiva il suo tempo della sfida. Dopo. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita, perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto bello da parte di Oviedo che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di Mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzata sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo, perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti. Si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia, la doppietta da parte dell'argentino che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara dell'Ilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori dell'Ascari Cefalù e allora prova ad approfittarne Spindola che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti l'Ascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa. Passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Moccero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias. E l'ultimo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù che arriva stanco al finale. Il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'Ascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Era una partita molto dura contro un avversario molto ben strutturato con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha diciamo anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre diciamo quello che è il 100%, lo hanno fatto, lo hanno dato, chiunque scese in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista delle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime 2 in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi
come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti, sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro si sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati brevi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti in 9 partite, 8 partite, penso che ne sia la dimostrazione. Oggi comunque fare gol era pure difficile perché il Marineo è una delle migliori difese, è stata, possiamo dire, una gara tra roccaforti. Sì, è stata una squadra tra 2 squadre che vogliono fare il salto, noi non ci nascondiamo, vogliamo salire di categoria, in questo momento siamo lì sopra, lo dobbiamo allo staff, al gruppo che abbiamo creato e anche a questi tifosi che anche in trasferta ci seguono sempre. Siamo qui con Mirko De Miere, portiere del Gemini, che ha fatto davvero una partita fantastica, clean sheet e 3 punti portati a casa. Non poteva andare meglio di così, Mirko? Sì, siamo contentissimi perché questa era una vittoria che cercavamo, che volevamo e abbiamo ottenuta in un campo veramente difficile, perché sapevamo che il Marineo è una squadra costruita per stare là sopra. Oggi l'ha dimostrato, perché è inutile nascondere che hanno avuto anche le loro occasioni, hanno sbagliato il rigore, quindi sapevamo le difficoltà e siamo contentissimi di aver regalato questa vittoria ai nostri tifosi che sono venuti a sostenerci anche oggi. Una vittoria sofferta importantissima che vi lancia in questo continuo scontro con l'Aragona lì in testa alla classifica e soprattutto continua a costruire l'identità di un gruppo squadra che continua a fare bene. Sì, no, chiaramente siamo ancora a novembre, quindi la classifica non la guardiamo in questo momento, perché l'importante in questo momento è riuscire a portare più punti possibili, riuscire a fare gruppi. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo della sfida. Ha subito un quintetto inedito almeno per questo pomeriggio, ovvero La Fiura, Gennaro, Nicchia, Chinnici e San Martino. Insomma, è un Palermo molto offensivo adesso. Dalla tuta invece vediamo Niccoli, vediamo Alessi, Agnello, Toscano e Polizzi. Insomma, anche qui è un quintetto molto molto forte e credo che entrambe le squadre vogliono trovare qualche punticino in questa partita, che sia 1, che siano 3, qualcuno potrebbe anche prenderne 0, chissà. Nel frattempo vi mostriamo il risultato, ma siamo sicuri che state seguendo la partita fin dall'inizio, pertanto sapete benissimo il risultato di 1-2 per la Vigor. Agnello sul pallone. È durato per tutta la stagione fino alla prima volta che quindi spero che 20 minuti li restano. Al tempo il crono si è ricaricato, quindi insomma dovrebbe essere tutto ok adesso. Un primo tempo che è durato veramente tanto, circa 45 minuti. Veramente, praticamente da calcio a 11 il primo tempo. Vediamo se il secondo sarà altrettanto o se invece ci saranno meno pause, un gioco anche meno spezzettato. Vedremo. Il tempo, ok? Il tempo non è quello dello schermo, non è quello dello schermo. Dalla linea, grazie. E poi inizia anche il secondo tempo con Agnello, Niccoli, Alessi si inserisce. Agnello, Niccoli, Toscano, pressione alta di Chinnici, palla che va fuori. Sulla pressione alta di Chinnici, il mister adesso si sta affidando alle certezze dello scorso anno. Chinnici, Gennaro, La Fiura, Nicchia. Tutta gente che faceva parte della volata dalla C2 alla C1. E potremmo anche dire in realtà dalla D alla C2, però Nicchia in realtà non faceva parte di quella squadra, così come San Martino.
Agnello, la Fiura sporca il pallone, Chinnici in anticipo. Non devi dire se la fai stretta. C'è Gennaro adesso che riceve, adesso c'è il doppio centravanti, un po' quello che aveva fatto Mister Gentile nella sfida contro la Merlo, dove in porta c'era Raccampo, non San Martino, ma poi c'era per tanto tempo questo quintetto. Quindi con Chinnici, la Fiura, Gennaro e Nicchia. Sì, Andrea, un pochino di pressione. Palermo deve riuscire a rimontare in quel caso. Il centro, Andrea, il centro. La Fiora. Sì, sì. Subito per Gennaro, scivolata provvidenziale di Toscano, che sta facendo una partita incredibile, credo sia il migliore in campo al momento insieme a Polizzi, sicuramente tra i migliori. La Fiura, Nicchia dentro subito verso Gennaro, Alessi molto molto bravo. Devi essere addosso. Stai su, stai su! Stai su! E poi va Chinnici. Palla lunga su Gennaro, Alessi ancora una volta è un maestro dell'anticipo. Poi sbaglia il passaggio su Toscano, però Alessi sta praticamente anticipando quasi sempre, mettiamo il quasi perché qualche volta non è stato così, sia Gennaro che la Fiura, insomma, e non sono due attaccanti che stanno giocando da quest'anno, ecco. Però Alessi è veramente un gran centrale, che infatti qui anticipa nuovamente Gennaro, salta tutti, Alessi spara alto, ma qui l'avrebbe meritato il gol. Andrea, a secondo. Nicchia, Chinnici, tocco su Gennaro di prima, va giù, si continua, c'è nulla, Nicchia! Forse una piccola deviazione, ma Nicchia va bene così perché il gol è tutto suo, 2-2. Il lavoro sporco da parte di Gennaro, che come sempre fa sportellate con chiunque. Poi Nicchia sceglie la precisione, non la potenza, e la scelta è giusta. Perché con la precisione trova il primo palo, non c'è il piede di Polizzi e di conseguenza è 2-2. Alessi, Toscano, pressione alta ancora di Nicchia, Niccoli, Agnello, Gennaro in anticipo, fa un gran lavoro. Chinnici, la Fiura, sempre Gennaro, con una volta mezzo a due, tocco sulla Fiora! E poi va veramente vicinissimo a questo gol con la punta. Ha calciato benissimo. Agnello. Adesso la Vigor sembra avere un po' paura. Alessi, palla lunga, Chinnici contro Agnello. E poi San Martino. Tutta subito per Gennaro con Alessi, non c'è nulla. Forse una piccola spinta mentre nell'elevazione. Però sono giocatori molto fisici. Palla lunga verso Alessi, Gennaro, che prende anche il signor Curulli, che va a chiedere subito scusa, che chiaramente non l'ha fatta apposta. Ed è quindi rimessa laterale per la Vigor, che si ritrova in zona offensiva, quasi un calcio d'angolo. Agnello di ritorno, Toscano, Alessi, c'è Niccoli adesso, palla un po' complicata, ma il 10 ha una calamita al posto del piede, la controlla benissimo col destro. Poi Toscano deve puntare la Fiora, palla ancora una volta sulla profondità, era giusta l'idea di Toscano, non era per niente sbagliata, però Niccoli si era fermato, voleva probabilmente il pallone sui piedi. Chinnici mette un po' di paura a tutti i compagni con questa giocata che per poco non viene toccata e intercettata da Niccoli. Chinnici va giù, Alessi, poi Chinnici ancora, doppia deviazione, però doveva servire credo subito Gennaro, perché Alessi era credo scivolato, comunque era andato in contatto con Gennaro ed era andato giù, quindi avrebbe dovuto secondo me approfittare un po' di questa mancanza del capitano. Nicchia ancora calcia, deviazione, Nicchia ancora sempre, Nicchia, deviazione, Nicchia sempre, Polizzi, e poi però è stato fatto la Fiora va a chiedere scusa a Nicchia immediatamente, e dice vediamo se è tutto ok per Polizzi, che senza avere paura è stato sul pallone, però è stato fischiato un fallo. Nicchia ha calciato la palla,
Anche qui forse qualche dubbio c'è, perché da qui sembrava essere arrivato sul pallone e poi quindi un contatto fisico, quindi un fallo forse non corretto, però diciamo sempre, voi potete tornare indietro, riguardatelo voi, noi purtroppo non possiamo rivederlo. Ci fidiamo dell'arbitro. Kimmich è velocissimo, Kimmich ancora! E prende il palo! Non c'è nessuna deviazione, è andato direttamente verso la porta Lorenzo Kimmich, che è un velocista. E lui è veramente un ex velocista, però Kimmich non è soltanto un modo di dire, ha un background nell'atletica. Però è molto giovane. Agnello! Gennaro fa un miracolo difensivo e si riparte con Nicchia. È velocissimo, Nicchia si ferma in mezzo a due, Gennaro va dall'altra parte e poi mister Gentile chiama Nicchia, dice butta la palla fuori subito e si guadagna anche diversi applausi. Rimasto giù Agnello, Gennaro è andato sul pallone, però forse credo si siano scontrati gamba contro gamba. Gennaro sembra non averla accusata, però magari la sentirà forse a fine partita. Nel frattempo forse qualche cambio, sì, perché entra Di Chiara per la Fiura. Mattia, ce la fai? Signore, dobbiamo fare il cambio. Sta uscendo. Signori, stiamo parlando con me, dai. Il tempo si è rialzato Agnello, che è molto dolorante, ha avuto sicuramente la peggio nello scontro con Gennaro. Ed è cambio Andrea Alessi che fa il suo ingresso in campo e poi palla restituita da Toscano a Kimmich, che dice ai compagni di avanzare. Di Chiara è entrato al posto di La Fiura. Sì, Andrea. Kimmich, apertura su Nicchia e Alessi mette sempre l'ennesima pezza. Che partita di Alessi, così come Toscano, sono sicuramente i due migliori in campo della Vigor. Nicchia, passaggio molto rischioso, Kimmich, se si concede un dribbling, non lo rischia, Gennaro con Alessi, lo trattiene e qui veramente più di un dubbio, con Gennaro che stava praticamente avrebbe attaccato la porta, però Alessi con un po' di esperienza l'ha trattenuto e il direttore di gara ha fatto però continuare l'errore. Di Chiara la sporca un po' sul dribbling di Toscano. C'è Alessi dietro, c'è anche Niccoli che forse ci avrà il pallone ora e Di Chiara attende l'arrivo per poter anche uscire in pressione. Alessi Kimmich c'è in pressione, poi Toscano, Alessi ancora contro Kimmich, lo salta, poi palla imbucata, Gennaro chiude in diagonale, poi attende l'arrivo dei compagni per invece appoggiarsi da Kimmich, palla in cassaforte, Nicchia la controlla, buono il dribbling, poi si ferma, Nicchia ancora, che veloce, vediamo se ci regala una delle sue giocate, lo fa adesso con Kimmich, largo Di Chiara, mette dentro questa palla, intercettata però e riparte Toscano che adesso è molto rapido, palla perfetta ancora per il contropiede, si ferma, si scontra con San Martino, Nicchia e poi San Martino è perfetto, fa un gran miracolo e Di Chiara salva sulla linea che poi spazza, poi Gennaro con Alessi, Intanto fiscalo! Di Tegara sta praticamente facendo lottare sia Gennaro che Alessi. Di prima Gennaro per Nicchia, era una bella idea. Contropiede 3 contro 2, non lo deve sprecare la Vigor, che ancora cerca il passaggio. Qui si confonde all'ultimo Alessi con San Martino che ringrazia e serve Nicchia. Contropiede Kimmich col mancino, mette dentro e poi salva Toscano, non sulla linea, ma quasi. E Niccoli chiede anche un cambio. Anzi no, sembrava aver fatto il cenno del cambio. Kimmich, Di Chiara. Kimmich ancora, sempre 2-2 risultato sulla posizione di Chiara. Dall'altra parte da Nicchia, che cerca la porta. Tanta potenza. Questa volta poca precisione. Fuori Niccoli. Dentro Caruso con la 18. Cioè segue il pallone. Alessi.
Non lo segue Nicchia, lo segue adesso. Poi Chinnici sbaglia l'anticipo e attacca la porta. È velocissima ancora. Cerca il tiro. San Martino si accartoccia su se stesso e salva i suoi. Con Nicchia che poi spara fuori. Anche un po' di paura. Qui Alessi aveva praticamente bruciato tutti sulla velocità e Chinnici ha sbagliato l'anticipo. Però l'avevamo detto, Chinnici era partito male nel primo tempo. Poi dopo l'uscita forse ha fatto un po' mente locale. È stata già una gran partita. Lo dichiara. Sì, Andrea. Fatto bene. Alessi. Può puntare Macaluso. E l'ultimo tocco credo sia il suo. E infatti sì. Oh, Ale. Sì, no, non è Macaluso, che scusa, è Toscano. Fuori Nicchia, dentro Sujon, dentro anche Corsino per Chinnici. Quindi adesso con Corsino e Sujon sicuramente meno velocità rispetto a prima. Indietro, Ale, un po' più indietro. Sujon. Tocco dalle parti di Corsino. Guardalo, seguilo. Sujon va sul sinistro, cerca la porta, ma veramente molto molto complicato anche perché Polizzi è un portiere che tra i pali è veramente fenomenale. Polizzi è sempre basso, non va mai lungo il portiere, cerca sempre invece un tocco per ripartire dal basso. Chiara per poco quasi non l'anticipa. Poi Corsino si scontra, non c'è nulla, va dietro. Dichiara. Corsino ha un po' rischiato perché è andato un po' con le gambe aperte, però poi col fisico ha rimediato. Sì, Andrea, il centro, è tuo. Riparti. Sbaglia ancora Dichiara che è rimasto giù. Si continua, poi cerca la porta e Corsino mette una pezza, si è fermato Dichiara che si è fatto male Dichiara. Sta zoppicando tantissimo. Questa è una bruttissima notizia per il Palermo, che come se già non ci fossero degli infortunati, insomma. Qui sta uscendo sulle sue gambe, però Dichiara è veramente tanto dolorante. Infatti viene aiutato lo staff del Palermo. Dentro di nuovo Nicchia, che non ha avuto il momento nemmeno di riposarsi, ma Dichiara vediamo se sta bene, perché insomma anche Dichiara è infortunato dopo il lungo infortunio di Fiorentino, Lucchese, Monder, Lowati, schema! E San Martino fa un miracolo incredibile, gliel'ha levata dalla porta, che parata! Stavamo contando gli infortunati, però San Martino fa una gran parata. Alessi, tocco centrale in Macaluso, su Gianna tocca, la sporca, poi Gennaro va a lottare l'avversario che si stava girando. Chiamano un altro schema. Alla sua Alessi, sta giocando una gran partita, finta, si gira Corsino, poi tocco dietro su John e va a 1000, poi Nicchia rischia un poco su John perché poteva anche starci il calcio di punizione qui. Nel frattempo la Fiora è già in campo, è già non in campo ma alzato, perché probabilmente potrebbe essere uno dei prossimi cambi. Escila. Diciamo ci sono tanti infortunati, in settimana si è fatto male anche Fabio Lucchese. Poi abbiamo Fiorentino che è fortunato da inizio stagione. Va bene Andrea, ci sta, va bene. Diciamo poi anche Monder Lowati che è uno dei migliori sicuramente in quest'ultimo periodo. Troppo alti siamo, non siamo né Ha alti fatto né male la bassi. scorsa partita, insomma. Indietro, il centro devi chiudere. Gennaro con Alessi, la tiene in campo, poi mette dentro Polizzi, blocca. E poi cerca la profondità, forse ci arriva Macaluso, ci stava quasi arrivando. E poi fuori Gennaro dentro la Fiura. Su Gian, Corsino, Nicchia, cerca la sua velocità, la sua imprevedibilità, tocco da Gennaro col tacco immediato, Alessi capisce tutto e poi si autolancia, Alessi ancora, Alessi, Nicchia! Che gran lavoro di Nicchia, su Gian sbaglia il passaggio, non è entrato bene in partita su Gian, almeno in questo secondo tempo. È un po'
poco lucido rispetto invece a come lo conosciamo tanto, perché è un giocatore che commentiamo ormai da diversi anni. Forse oggi non è proprio il Sujon di sempre. Nicchia è molto rapido, Nicchia, brutto fallo ancora una volta, ed è giallo arancione, diciamo. E qui vediamo perché l'opportunità per calciare c'è, e Corsino col mancino potrebbe essere una soluzione più che valida. Intanto fuori Gennaro, dentro Capitan Vito La Fiora. Brutto fallo qui da parte di Macaluso, che ha falciato da dietro Alessandro Nicchia, che come sempre quando parte con la tecnica è veramente dura. Stagli dietro. Vediamo chi batte, perché Sujon e Corsino sono sul pallone, si conoscono tanto, stanno semplicemente confabulando qualcosa. Occhio però anche la posizione di La Fiora. Però da lì, io se avessi il mancino di Corsino, da lì calcerei. Però non sono mancino, non sono Corsino, quindi deciderà lui probabilmente se calciare o meno, ma potrebbe essere una soluzione molto importante. Sujon, schema per La Fiora, che calcia col destro adesso. Murato, forse un po' troppo tempo. Nicchia per La Fiora, che è un po' arrabbiato, forse per lo schema, non lo so. Corsino, trova l'imbucata, poi Nicchia ancora. Non chiamiamo niente, ragazzi, non chiamiamo niente. No, deve entrare. Ora puoi giocare. Nel tempo c'è stato qualche problema sul cambio di Carrubba. Toscano, sempre molto bravo tecnicamente, fa destro-sinistro, fa tutto solo. Toscano, San Martino, palla che rimane lì, e San Martino blocca addirittura. Gran partita ancora di Giovanni San Martino. Corsino, Nicchia, Corsino, Sujon, Corsino, Nicchia, deve puntare Alessi, Corsino ancora La Fiora. Corsino si mette davanti La Fiora, ma preferisce andare da Sujon. Nicchia, Sujon voleva un calcio di punizione, ma non c'è nulla. La Fiora, Corsino sul sinistro, vuole l'appoggio con La Fiora. Adesso riparte la Vigor, ancora ennesimo contropiede, sterzata perfetta. San Martino sul primo palo, palla che rimane lì, e poi Corsino va col fisico e salva tutto. Però ancora una volta la parata di San Martino è importante, però mi sembrava fuori, almeno da qui, perché ha cercato il primo palo e lì mi sembrava forse fuori questa palla. Però ancora una volta vi invitiamo a tornare indietro, voi che potete, doppio tap, perché sembrava fuori a me. Però San Martino l'ha comunque presa pure questa. Se lui che Polizzi, insomma, sta facendo una parità veramente eccezionale. Alessi contro Nicchia. Alessi cerca il lancio, San Martino blocca, e poi Nicchia. Si sente tanto l'assenza di Chiara adesso. Sujon ce la frega in mezzo, va sul mancino. E poi fuori Toscano, dentro Niccoli. Alessi, Niccoli, la sporca un po' Nicchia con la schiena, poi Alessi ancora. Palla su Niccoli che cerca il secondo palo, Corsino in diagonale. Poi tocca forse con il braccio. Andrea, come stai, Andrea? Nel frattempo forse sta per entrare Ruggero Meli, Giù, oh. che si è alzato Meli. Abbassati. Nicchia, Un po' di pressione. si scontrano su Gian e Niccoli intanto. Palla su Nicchia che trova una deviazione. Ragazzi, Su Gian si lamenta con
Lui è arrivato a fare Ali, venga qua. Gabri, occhio qua. Ehi! Però, prima stretto. Sarà quindi calcio d'angolo con Sujon a battere. Schema per Corsino che cerca la conclusione, viene direttamente ribattuta però tra i piedi sempre della velocità supersonica da parte di Alessi, che quando parte veramente infermabile, adesso in tre praticamente per togliergli quel pallone. Un gran giocatore anche lui. Niccoli punta a nicchia, se andrà sull'interno o se sceglierà l'esterno, cerca invece il passaggio su Alessi più semplice. Alessi con Sujon, Alessi ancora scambia, poi Sujon, altissima impressione, anche molto duro. L'ultimo tocco è proprio di Alessi. Andrea, non a tutto campo, Andrea. Posso? E poi rimessa laterale con Sujon, c'è dietro Corsino, accorcia Nicchia. Corsino, Nicchia, Sujon. Aiutalo Gabri, aiutalo Gabri. 1-2, perfetto, mette su Sujon per la fila, anticipo! L'anticipo di Vito La Fiora, intramontabile, 3-2 ancora il capitano. Qui però dobbiamo dare il merito a Mister Gentile. Direte perché? Non è lui in campo, però vi dico, secondo me lo è, perché ha chiamato proprio questa giocata un istante prima. Proviamo quella giocata. Il Palermo l'ha fatta, Sujon ha messo dentro e poi La Fiora fa tutto il resto. Ma la giocata la chiama Mister Gentile. L'abbiamo sentito questa volta. Adesso vediamo quanto manca. Alessi, Niccoli, poi Corsino commette subito fallo. È stato molto duro su Carruba. Sa di aver commesso fallo, Corsino infatti in maniera anche con una dialettica abbastanza importante dice subito: so di aver commesso fallo, giusto così. Abbraccia Carruba. E poi Nicchia sporca il pallone, ma Mister Gentile era un po' arrabbiato perché aveva lasciato la marcatura precedente, non era sicuramente quello che doveva fare. Niccoli con Sujon, vediamo se va verso l'interno, verso l'esterno, cerca invece Alessi, ancora conclusione da fuori, quasi un cross. E c'è stata forse una deviazione, non ci eravamo accorti di questo. Sì, deviazione. E poi il tiro improvviso da parte di Niccoli, mancano 8 minuti, insomma c'è veramente tantissimo tempo ancora. Noi vi terremo compagnia chiaramente per tutti questi 8 minuti di tempo effettivo, anche di più. La Fiora la tocca, poi se la prende un po' con se stesso, credo, utilizzando un epiteto colorito. La Fiora pure da terra, cercava poi un contrasto ma non riesce a passare. Alessi, San Martino, e poi non arriva con la testa all'appuntamento. Carruba, Corsino credo l'abbia un po' infastidito, ma San Martino fa ancora un altro miracolo. Che portiere Giovanni San Martino. Alessi, tacco illuminante, Niccoli ancora, dopo un altro tacco ancora dentro, San Martino sporca, era tutto solo Alessi. Nicchia, questo il Palermo sta veramente rischiando, però è passato in vantaggio, ma sembra quasi che voglia prendere il gol. E la Vigor non è una squadra che fa complimenti, il gol lo va a fare. E ha fatto vedere se è sempre pericolosa in ogni momento. Sujon, Corsino, Sujon, Corsino ancora 1-2, Sujon questa volta non ci arriva, c'è l'anticipo di Alessi sempre molto molto pulito, poi dentro questa palla Nicchia, anticipa anche San Martino che se l'era però chiamata, infatti chiede scusa Nicchia. E poi dice La Fiora al mister 1 minuto, quindi credo 1 minuto ci sia il cambio per Gennaro, credo sia questo il cambio un po' annunciato.
Palla dentro, non la bucano, poi Niccoli con nicchia. Alessi, c'è Niccoli vicino a lui, forse lo serve, credo di sì, infatti fa col tacco. Passo di nicchia, palla laterale da Alessi. Poi la velocità di Alessi che è sempre fulminante. Corsino, che partita di Gianluca Corsino, poi scontro con Sujon, si continua. Corsino non trova la porta, ma qui doveva servirlo la Fiora però. Infatti poi sono rimasti giù Sujon e Alessi, con Sujon che è molto arrabbiato. Ah no, ok, detto regà dice entrambi guardavate il pallone, vi ho visti io, tranquillo. Ok, tutto tranquillo tra Sujon e Carruba, che erano un po' arrabbiati entrambi per lo scontro. Dentro nel frattempo no, nessun cambio, stavo facendo dentro Gennaro ma in realtà non è entrato. Qui però Corsino doveva servire la Fiura, era un 2 contro 1, ha cercato la porta giusto ma fino a un certo punto, perché da lì è meglio passarla la palla. Nel frattempo time out è chiamato da Mister Gentile perché la palla rosanero, ci sarà sicuramente il cambio con Corsino con molto arrabbiato e in clima partita. Adesso vediamo capire quanto manchi. Mancano 6 minuti e mezzo. Il signor Curulli ha risposto alla nostra domanda. Adesso vediamo se c'è qualche cambio, perché Gennaro si è levato la casacca e quindi credo cambio con la Fiura. Dall'altro lato invece vediamo Carruba, vediamo Alessi, l'altro Alessi, Niccoli e come sempre Polizzi. San Martino, Sujon, Corsino, Gennaro, Nicchia. Questo rimane in panchina, quindi Chinnici che... E poi il DS Fabio D'Alessandri a caricare, non credo se Gianluca Corsino o se Giovanni San Martino, non si è capito molto bene. E va Sujon a battere. Poi Gennaro fa sportellate su Sujon col mancino, bacia il palo e la palla poi si appoggia delicatamente in rete dei 4-2. Tutti siamo responsabili davanti, non che ci passi davanti, devi partire davanti a lui, non che ci passi davanti. Adesso sono 4 le reti del Palermo, 2 della Vigor. Il time out ha portato bene al Palermo. Niccoli. Cambia. Poi sentiamo alla tribuna, intanto su Gianni intercetta il pallone ancora per Gennaro, la partita di Gennaro! E 5-2 con l'assist meraviglioso di Sujon che rimane pure a terra. Gennaro infatti va subito all'accompagno. Non perdiamo la testa. 1-2 micidiale del Palermo che ne fa 2 nel giro di veramente forse 20 secondi, 25 secondi, non di più. Gennaro e Sujon, gol e assist a vicenda, perché Gennaro allora non dovrebbe aver fatto l'assist, intanto time out chiamato dalla Vigor San Cataldo. Diciamo Gennaro non dovrebbe aver fatto l'assist a Sujon precedentemente, però l'azione insomma era partita un po' da lui perché stava lottando, stava battagliando. Di conseguenza potremmo dire mezzo assist. Insomma, sapete che Mister Gentile è molto preciso con le statistiche, sicuramente non sarà d'accordo. Lo rivedremo anche questo, però non credo sia un assist di Gennaro. Sicuramente invece lo è quello di Sujon che anticipa Polizzi dopo aver intercettato quel pallone, lo tocca quel poco che basta, ancora una volta in maniera molto delicata.
e Gennaro poi porta vuota, non può fare altro che segnare quella rete. Aggiorniamo anche un po' le statistiche, perché per Gennaro sono 8 partite, 9 gol. Insomma, dei numeri niente male. A questo punto non abbiamo detto quelli di Gennaro, diciamo anche quelli di La Fiora, perché per La Fiora sono 13 partite in campionato, 13 gol e 4 assist. Se includessimo anche la Coppa, 2 partite in Coppa, 1 gol. Insomma, La Fiora segna in tutte le categorie. Nel frattempo c'è il quinto di movimento che verrà effettuato da Niccoli. Dunque la Vigor adesso cercherà di imporre il proprio gioco con questo schieramento. Infatti Mister Gentile rimette in campo La Fiora e San Martino nel frattempo fa l'ennesima parata in pesa bassa questa. Alessi avanza ancora su Jean, poi cerca il tiro soltanto esterno della rete. Davanti, Gio. Hai dito che te lo bevi, Vito, non sei. C'è San Martino, va lungo dalla Fiora, mette giù la palla alla Fiora, scontro con Polizzi e poi 2 contro 1. Toscano, apertura per Agnello. San Martino ha preso pure questa. Che portiere, 2005. San Martino ha fatto una gran parata, però mi permetto di dire forse un po' più errore di Agnello, perché da lì deve calciare con l'interno. Invece ha cercato un tocco sotto un po' complicato. Niccoli intanto se la vuole costruire per poter calciare, poi ci ripensa Niccoli ancora col destro, sporca nicchia, poi su Gianne e Niccoli si lamenta tanto su Gian, dice col braccio Niccoli. Tanto è Macaluso a fare il centrale al posto di Alessi, che al momento non è in campo. La Fiora si gira, la Fiora poi si appoggia, ma la palla è già fuori. E poi Polizzi con battuta di Alessi dalle parti di Macaluso, duettano i due, molto giovani ma con grande qualità. Niccoli, Agnello per la conclusione. Qui c'è però tanta sfortuna per la Vigor con Toscano che calcia praticamente a botta sicura. Qui credo che San Martino non avrebbe potuto fare veramente nulla. La Fiora si gira ancora, non c'è nulla. Agnello e poi su Gian va in anticipo ma sbaglia. Toscano apre, Agnello, Corsino ancora una volta, poi lontana come può. Niccoli è in 5 la Vigor che continua con Alessi, nicchia sporca anche con Sujan. E poi Niccoli sempre, destro, apertura dall'altro lato, Agnello salta Corsino che però poi col fisico recupera. Ed è calcio d'angolo, vediamo quanto manca perché non credo manchi molto. Però purtroppo non lo possiamo vedere da qui. Da dietro da Niccoli che vuole un compagno vicino, Alessi, Macaluso sporcato ancora, poi Toscano se la porta lontano su Gian, la tiene, poi Corsino cerca la porta, Corsino, la palla non entra, mancano 4 minuti, bisogna soffrire ancora, 3,50 per essere precisi e noi vogliamo esserlo. Niccoli, Alessi, un po' troppo dietro questo passaggio di Alessi dalle parti di Macaluso. C'è tanto anche Chinnici che è appena entrato al posto di Nicchia. Poi arriva ancora la conclusione Toscano. Arriva un po' troppo facilmente Toscano alla conclusione con Sujan che non riesce sempre a tenergli il passo. Corsino voleva lo scatto di La Fiora, però insomma La Fiora è un po' stanco. E poi ancora una volta ennesimo power play, Niccoli in avanti, apertura, adesso Alessi, Niccoli, c'è tutto solo da quel lato Macaluso, Alessi cerca la porta, non ne trova però la direzione corretta, c'era tutto solo dall'altra parte invece Carruba che
si era iniziato molto bene però su quella fascia sinistra. Credo che Niccoli lo dovesse servire, però nel frattempo la Fiora perde il duello con il suo marcatore, con Macaluso. Dentro ancora una volta Niccoli per Polizia. Concentrati! La centrale, ancora Corsino chiude, poi Chinnici in anticipo non ci arriva. Alessi, la Fiora ha murato quel pallone. C'è anche Chinnici che sta giocando come quasi secondo attaccante. Dentro ancora per la conclusione sul Gianne, chiude, poi Corsino questa volta non entra veramente per poco, anzi no, in realtà è la stessa, anzi è calcio d'angolo, è calcio d'angolo, il signor Curulli lo indica subito. Mancano forse 2 minuti e mezzo, credo. Va su Gianne, che si prende tutto il tempo a sua disposizione. Va dietro dalla Fiora. C'è Chinnici. Ma lui preferisce tornare addirittura a San Martino. Chinnici, ennesimo dribbling. Sbaglia il tocco con Macaluso. Su Gianne. Su Gianne, la Fiora la tocca addirittura con la punta. Poi Chinnici in contrasto. C'è fallo. Chinnici dice di no, effettivamente non sembrava però. Sarà quindi nuovamente l'ingresso in campo di Niccoli. Niccoli. Alessi. Poi Macaluso, lotta anche Toscano con Corsino che fa sentire il fisico. Va dietro Alessi, murato dalla Fiora. Alessi nuovamente, c'è largo Niccoli, lo riceve lui, potrebbe anche calciare verso la porta. San Martino va giù, poi su Gianne, finta, cerca la porta, su Gianne e non la prende nemmeno lui. Come Corsino ha toccato lo stesso palo esterno della porta. Muovila, veloce, muovila! Di là! Ma Chinnici in anticipo, Chinnici cerca la porta, Chinnici! La precisione chirurgica del numero 10 che poi esulta con il pubblico, chiede calma e poi va dalla moglie. E poi dentro Nicchia. Nicchia al posto di La Fiora. Mancano 2 minuti alla fine del match, 6-2 risultato. Palla dentro, Corsino intercetta, poi il contrasto ancora! E il gol di Toscano che salta San Martino e spedisce il pallone in porta, 6-3. E questo però il Palermo non deve rischiare, perché è vero che sono adesso 3 gol di distanza, ma il Palermo non la può rischiare. Nel frattempo fa anche il Palermo il quinto movimento per la Fiora, perché vuole tenere il pallone. Vai, Chinnici, Nicchia per la Fiora, Nicchia ancora di testa, viene intercettato, la Fiora contrasta, poi Nicchia non ci arriva. Su Gianne, la Fiora va dietro, Chinnici, Corsino. La Fiora cerca la porta! Capitano! Vedo la Fiora! Buca Polizzi! E fa 7-3! L'intuizione, mister Gentile, è ancora giusta. Il Palermo voleva tenere il pallone, ne ha fatto un altro. Adesso la Fiora si mette la casacca, credo che non entrerà più. E ancora quinto. Niccoli. Talento di Alessi, imbucata San Martino! Con le unghie! E poi Chinnici, dribbling riuscito su Carruba 2, 3 volte, 4 volte, 5 volte. Chinnici. Corsino, Nicchia, la tiene lì. C'è Corsino che si è inserito su Gianne.
palla giusta, forse non perfetta, Corsino ancora, forse con un braccio, infatti sì, devo il forse anche col viso però. Al centro qua, al centro, perfetto, puoi giocare. Poi Chinnici in anticipo su Niccoli, Niccoli ancora, poi la velocità di Alessi, spalla contro spalla di Sujon, Nicchia è scivolata, la tiene, non c'è portiere, Nicchia la tiene lui, mezza 2-3, Nicchia poi perde il pallone. Alessi, c'è Macaluso vicino a lui, serve adesso Macaluso, Alessi, esce in pressione Nicchia, si va dall'altra parte da Niccoli che vuole sempre creare lui l'occasione, apertura, Alessi, poi Macaluso che non trova la porta e con questa azione finisce anche la partita, vince il Palermo Futsal Club contro una buona Vigore San Cataldo con il risultato di 7-3. Una vittoria fondamentale per il Palermo che approda a quota 15 punti. Non conosciamo ancora i risultati, li vedremo successivamente, ma sicuramente il Palermo fa un grande balzo in classifica. Nel frattempo, come sempre, vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportissimi è tutto. Vi ringrazio ancora e alla prossima.